bentrovati, fedelissimi di Penalty, che seguite la nostra trasmissione anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e sulla pagina Facebook Penalty. Oggi nella nostra trasmissione parliamo solo dei 4 gironi del campionato di promozione e dei 6 gironi del campionato di prima categoria. Iniziamo subito con il campionato di promozione e partiamo con il girone A. Si è giocata la 10ª giornata di andata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Partinica Audace ed Alba Alcamo sospesa. Vittoria 2-0 dell'Accademia Trapani contro il Città di Carini. Casteltermini batte Folgore Castelvetrano 2-1. Città di San Vito Lo Capo batte Gemini Calcio 2-0. Camarat Fulgatore 1-1. Il Carenze batte Marsala 6-2. Ha riposato il Petrosino 1969. In testa in questo girone A del campionato di promozione abbiamo il Fulgatore e il Città di San Vito Lo Capo con 19 punti, 18 punti per il Camarat, 17 per Alba Alcamo, Accademia Trapani, 16 punti Partinica Audace, 15 punti Folgore Castelvetrano, 14 punti Petrosino 1969, 13 punti Gemini Calcio, con 9 punti Città di Carini, il Carenze. Chiudono la classifica il Casteltermini con 3 punti ed il Marsala con 0 punti. Parliamo adesso del girone B del campionato di promozione. Questa domenica si è giocata la 10ª giornata. Eccolo qua il tabellino dei risultati. Rinviata Villarosa Calcio San Fratello. Aspra batte Castellucese 1-0, pareggio tra Città di Mistretta e Gorgonia Delia 1-1. Geraci batte Super Giovane Castelbuono 6-0, Città di Casteldaccia batte Lascari Cefalù 2-1, Sant'Angiolese batte Gioiosa 1-0. Ha riposato il Pro Falcone. Continua la marcia trionfale del Geraci di Gaetano Mirto, ancora in testa con 25 punti. Distaccato l'Aspra con 18, 16 punti Sant'Angiolese, 15 punti Gorgonia Delia, 13 punti Super Giovane Castelbuono, con 12 punti le Città di Casteldaccia, 11 punti Villarosa Calcio e Gioiese, 9 punti Pro Falcone e San Fratello, chiudono Lascari Cefalù, Castelluccese e Città di Mistretta con 8 punti. All'Enzo Vasi di gli HD Piraino si gioca la 10ª giornata del campionato di promozione girone B tra le squadre che vedete in campo, da una parte la Polisportiva Gioiosa, dall'altra invece la Sant'Angiolese, che ha il primo possesso del match e non solo, perché anche la prima opportunità capita sui piedi di Mastriani. Conclusione un po' troppo defilato, infatti non trova lo specchio della porta difeso da Inferrera, che qui rischia in uscita regalando palla a Todaro, prova la conclusione di prima ma non beffa il portiere del Gioiosa. Gioiosa che si fa pericoloso con uno schema, qui c'è un velo e Toto Lucca libera il sinistro, colpisce in pieno però il compagno di reparto Adamo, dunque rimessa dal fondo. Gioiosa pericoloso ancora una volta su un pallone messo in mezzo e Spinella di testa però a trovare attento Bontempo, che non si fa sorprendere qualche minuto più tardi sulla punizione di Ceraulo sporcata dalla barriera. Sant'Angiolese che dunque cerca di colpire in ripartenza qui con Spinella, punta tutti, poi a metà la sua soluzione tra un tiro e un passaggio a Todaro. Bravo Inferrera a stendersi. Adamo con questo pallone in mezzo trova Tranchita, che per poco non beffa la difesa della Sant'Angiolese, che si era quasi fermata per un contrasto in area di rigore. Altro schema, stavolta però è Ceraulo a colpire col destro, buona l'idea, anche qui però non è precisa la sua conclusione. Fantino con un pallone che sembrava quasi sprecato, in realtà Spinella lo tiene vivo e Tuccio non ci arriva per pochissimi centimetri, pallone che balla sulla linea della porta ma che finisce sul fondo. Ancora Sant'Angiolese nel secondo tempo dopo la parità del primo, pericolosa con Tuccio, apre troppo il piattone, conclusione alta per il numero 7 della Sant'Angiolese, che qui trova un'altra soluzione con Fantino che libera Spinella, grande aggancio, conclusione dalla distanza, debole però è imprecisa. Dunque Gullaneo, entrato per il Gioiosa, trova un cross interessante, forse un po' troppo debole, non riesce a
correggere in porta Tranquita e dare forza alla conclusione. Qui un episodio dubbio con Inferrera che stende Tuccio. In realtà il portiere del Gioiosa aveva prima colpito il pallone, stendendo poi l'attaccante della Sant'Angiolese, ma sugli sviluppi di corner Inferrera, respinta corta, Scaffidi Argentina si addormenta e Todaro trova con furbizia, cattiveria e tanta fame il gol dello 0-1 per la Sant'Angiolese, che esplode di gioia con tutta la panchina che entra in campo. Grande festa anche per mister Andrea Ioppolo per questo gol cercato fortemente da Todaro, che si riaccende e prova qualche minuto più tardi anche la conclusione dalla distanza, che però non trova la porta. Scatenato adesso Todaro in contropiede, si libera per servire Mastriani e qui per poco non trova la porta, conclusione deviata e calcio d'angolo. Il Gioiosa cerca di reagire con la velocità di Goulart, super intervento però di Capitan Francesco Quintaudi, tra i migliori di giornata. Ancora in contropiede la Sant'Angiolese, qui grande idea di Todaro, bravissimo però Inferrera a leggere il suo passaggio, anticipare Spinella. Finisce così dunque la partita all'Enzo Vasi di Gliacca di Piraino, colpaccio della Sant'Angiolese che vince per 0-1 contro i rivali e vola in classifica al terzo posto a quota 16 punti, addirittura più 5 rispetto al Gioiosa con una partita in meno. Torna a casa il Lascari Cefalù, lo fa allo stadio Santa Barbara in una partita molto importante contro il Città di Casteldaccio, una partita che non va fallita per la squadra guidata da mister Zappavigna, il quale vede subito la sua squadra partire forte. Al quinto minuto c'è una palla gol gigante per Sferruzza che salta il portiere ma non riesce a depositarla nella porta vuota. Un minuto dopo il Città di Casteldaccia ci prova con questa azione insistita al limite dell'area di rigore, poi c'è la conclusione che si perde di poco fuori da parte di Gnoffo. 11° ci prova su calcio di punizione la squadra giallorossa con Dario Ribaudo che la fa girare ma non inquadra la porta e veniamo al minuto 23. Calcio di punizione per gli ospiti, Giglio la mette in mezzo, la palla spiova nell'area di rigore, viene allontanata solo temporaneamente, poi la rimette in gioco Petruzzelli. Ancora una respinta, poi il tiro di voltaggio ribattuto e allora arriva con il gol dell'1-0 Ciancimino, il quale sblocca la partita e poi si lascia andare ad una corsa a perdifiato verso la panchina diretta da mister Grimaudo. Qui altra palla gol importante con voltaggio un paio di minuti dopo, ma veniamo al 45°, rimessa lunga battuta dal Città di Casteldaccia, la palla arriva al limite dell'area di rigore, ribattuto il tiro, poi c'è il tentativo ancora una volta con la palla che si insacca Antonino Catanzaro, la rete del 2-0 proprio sul finire del primo tempo. Doccia gelata per un Lascari Cefalù che non riuscirà a reagire fino alla fine del primo tempo. Su questa palla buttata in avanti dalle parti di fiducia si conclude la prima frazione di gioco allo stadio Santa Barbara di Cefalù. Passiamo alla ripresa con all'11° una palla messa in mezzo, c'è un colpo di testa, poi la sfera che arriva a Zangara, il quale colpisce il palo, poi tenta di buttarsi nello spazio Sferruzza, viene messo giù. Il direttore di gara però non concede il calcio di rigore nonostante le proteste, ma passano 3 minuti. Calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, arriva la smanacciata da parte di Macaluso sui piedi di Zangara che accorcia le distanze. C'è ancora mezz'ora per le speranze del Lascari Cefalù di riagguantare il risultato positivo al ritorno a casa. Ma al minuto 70 su una sbavatura clamorosa da parte della difesa viene messo giù Giglio, la palla arriva poi al tentativo di Catanzaro che viene interrotto per il fuorigioco, ma l'arbitro concede il vantaggio e allora dà il calcio di rigore al Casteldaccia con il tentativo dai 11 metri di Gnoffo, il quale si fa ipnotizzare da Fiducia, il quale poi arriva per primo sul tap-in e nega l'1-3 al Città di Casteldaccia, tiene in vita i suoi. Veniamo allora al 90° con Sferruzza che si lancia nello spazio, si presenta a tu per tu con Macaluso, il quale respinge, la palla arriva
al tentativo finale che viene salvato sulla linea di Mocciaro al 90° e si spengono qui le speranze del Lascari Cefalù che perde in casa contro Città di Casteldaccia. È la volta adesso del girone C del campionato di promozione, 10ª giornata di andata, questi risultati di domenica. Catania San Pio X batte Gescal 2-1, Valle del Mela batte Nuova Azzurra Fenice 2-0, Promende batte Belpasso 2014 2-1, Rindiata Città di Calatabbiano Sant'Alessio. Città di Aci Sant'Antonio batte RSC Riposto 3-0, Valdinisi Calcio batte Atletico Messina 1-0, ha riposato il Messana 1966. Sono 3 le squadre che in questo momento guidano questo girone C del campionato di promozione, ovvero RSC Riposto, Messana 1966 e Belpasso 2014 con 20 punti. 19 punti Città di Aci Sant'Antonio, con 15 Valdinisi Calcio e Catania San Pio X, 12 punti Sant'Alessio e Promende, con 10 Valle del Mela, 8 punti Nuova Azzurra Fenice, chiudono Atletico Messina e Città di Calatabbiano con 7 punti e la Gescal con 1 punto. La prima chance è per gli ospiti, punizione dai 30 metri, tiro ben angolato, ma anche ben controllato da Militello, che era bloccata fino alla mezz'ora, punizione di Gallo che scodella in mezzo, rimpallo che favorisce Marraffino, che col destro spacca la porta, un siluro, quello di Leo Marraviglia, che sblocca il match e fa 1-0. Quinto centro in campionato per il 10, il 7° in stagione per il vantaggio dei padroni di casa al 33°. Risponde allora la Russo con questa bella azione sulla destra, tiro ravvicinato, che trova però il paratone di Militello che chiude la saracinesca. Più avanti episodio in area Russo scambiano Gallo e San Filippo col 7 che la mette al centro per Lopez, che viene abbattuto da dietro, ma per il direttore di gara è tutto regolare e lascia proseguire. Nel finale di frazione, azione offensiva dell'Aci Sant'Antonio, Marraffino per Sorbello che la mette per Lopresti, che spaccata, la mette all'angolino, gol da centravanti vero di Marzio Lopresti. Aci Sant'Antonio devastante e 2-0. Quinto sigillo in campionato per il numero 9, 6 quelli stagionali con la rete realizzata nel match di Coppa proprio contro i ripostesi. Nella ripresa si fa vedere la Russo, angolo dalla sinistra, stacco sul secondo palo e sfera che si stampa sulla traversa. Al quarto d'ora però il match prende una piega definitiva, fallo su Sorbello e doppio giallo e cartellino rosso. Ospiti sotto di 2 reti e sotto di un uomo rischiano il tracollo quando De Leonardis sfiora il colpo del KO con questa mezza girata al volo. Sfortunata la Russo però poco dopo, rimessa laterale, pallone ribattuto in aria e conclusione al volo che centra stavolta il palo. Più avanti sfiora invece il 3-0 l'Aci Sant'Antonio, prima con Marraffino col sinistro, poi De Leonardis che la rimette al centro, San Filippo prova la conclusione a giro e impegna l'estremo difensore ospite. Sempre padroni di casa in avanti, punizione dalla 3/4, Gallo per Lopresti al centro che di testa sfiora l'incrocio dei pali. Finale di gara, pallone al limite dell'area, sempre in zona offensiva, interviene Marraffino che stavolta va col mancino all'angolino, gol, capolavoro del DS che chiude definitivamente la sfida, gioco, partita, incontro 3-0. Ed è anche l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Arriva infatti il triplice fischio del direttore di gara. Grandissima vittoria dei padroni di casa che dimostrano per l'ennesima volta tutto il loro potenziale. Aci Sant'Antonio che sale a 19 punti a -1 dal primo posto e tornerà in campo settimana prossima contro la Catania San Pio.
Con un gol per tempo il Valle del Mela batte la Nuova Azzurra e si aggiudica l'importante scontro diretto in chiave salvezza. Nonostante il KO subito, sono proprio i locali a sfiorare per 3 volte il vantaggio. Prima con Crinò che di testa trova un super Scibili a negargli la gioia del gol. Poi con Presti che, servito in aria dallo stesso Crinò, calcia sull'esterno della rete. E infine con Cucè che da pochi passi conclude a colpo sicuro centrando in pieno Spadaro, e con i locali che reclamano anche un calcio di rigore per un braccio largo del numero 3, ma il signor Mirabile lascia giocare. Il fischietto palermitano non ha dubbi invece al minuto 34, quando concede la massima punizione al Valle del Mela per un braccio largo in aria di Caitaz, con Bertino che dagli 11 metri spiazza Soldino portando in vantaggio i giallorossi. Per il capitano degli ospiti si tratta della terza rete in campionato. Al 44esimo vibranti proteste della Nuova-Azzurra che vorrebbe assegnato il penalty per il contatto in aria tra Sturniolo e Gueli, sul quale però il direttore di gara dice di no. Nella ripresa la formazione di casa spinge alla ricerca del pareggio e al 52esimo ci vuole ancora un super Scibilia per mandare in angolo la botta di Crinò. Dal successivo corner poi il colpo di testa di Presti si perde di poco, alto sulla traversa, e un minuto più tardi ancora vibranti proteste dei biancoazzurri che vorrebbero concesso il calcio di rigore sullo stesso Presti, ma anche in questa occasione il direttore di gara fa cenno di proseguire. Insiste comunque la Nuova-Azzurra e al minuto 68 il sinistro di Triolo viene disinnescato dalla difesa giallorossa, con gli ospiti che sulla ripartenza potrebbero mettere a segno la rete del raddoppio, ma la conclusione di Sturniolo trova la pronta risposta di Soldino. Raddoppio rimandato comunque solo di 3 minuti, quando al 71esimo Sciliberto, con una spettacolare conclusione da quasi 40 metri, sorprende fuori dai pali Soldino, facendo così Nuova-Azzurra 0, Valle del Mela 2, e per il fantasista giallorosso è la prima rete in campionato. Non ci sta la squadra di casa che al 75esimo troverebbe la rete dell'1-2 con Calderone, ma l'arbitro annulla su indicazioni del primo assistente per un presunto fuorigioco dello stesso capitano biancoazzurro. 5 minuti più tardi lo stesso Calderone viene espulso dal direttore di gara, che gli mostra il secondo giallo della sua partita per fallo di simulazione in aria, con i locali ridotti in 10 uomini. Quindi nel finale il Valle del Mela avrebbe l'occasione per chiudere del tutto la gara, ma prima Soldino respinge il tiro di Sturniolo e poi Trimboli sulla ribattuta spara incredibilmente alto sulla traversa. La seconda vittoria esterna, la terza complessiva in campionato, consente al Valle del Mela di scavalcare in classifica proprio la Nuova-Azzurra e portarsi a quota 10 punti, mentre la formazione di casa rimane ferma a quota 8. La sfida, condizionata dalla incessante pioggia, si accende dopo 3 minuti con i locali alla conclusione, ma il tiro di Rasà è facilmente controllato da Colonna. La risposta del Belpasso al 16esimo con Sottile che, servito in aria da Giuffre, calcia però sull'esterno della rete, ma alla mezz'ora la Promende la sblocca quando Arena raccoglie il cross di Rotella e col destro mette alle spalle del portiere, portando in vantaggio i giallorossi. Per Arena invece si tratta della seconda rete in campionato. La capolista non si perde d'animo e dopo il sinistro di Sottile al 31esimo, prontamente disinnescato da Bucca, i biancoazzurri acciuffano il pareggio 2 minuti dopo, quando il signor Polizzotto punisce con il calcio di rigore l'intervento in aria di Milanese su Giuffrida, e dagli 11 metri lo stesso Giuffrida batte Bucca ristabilendo la parità e siglando così la sua terza rete in campionato. Nel finale di frazione però la Promende potrebbe riportarsi in vantaggio, ma il colpo di testa di Aloe non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che i giallorossi centrano comunque nella ripresa, quando al minuto 60 Rasà raccoglie la respinta di Colonna sulla punizione di Arena e da pochi passi mette in rete, facendo così Promende 2, Belpasso 1, e per Rasà si tratta del terzo sigillo in campionato. 3 minuti dopo la gara del Belpasso si complica per il rosso diretto che il fischietto palermitano mostra a Mascali, reo di fermare Aloe lanciato a rete. Prima della battuta del calcio piazzato, momento di paura
quando improvvisamente il difensore di casa milanese si accascia a terra privo di sensi, ma dopo qualche minuto lo stesso numero 4 giallo-rosso si rialza prontamente e riprende il suo posto in campo. Poi il piazzato di Aloe trova la decisiva respinta di Colonna, che dice di no anche alla ribattuta di Rasà. Lo stesso Rasà dal corner seguente troverebbe la doppietta personale, ma l'arbitro annulla per un fallo su Racca. Insiste la Promende e al 75esimo è ancora protagonista il portiere Colonna, che nega a Cipriano la gioia del gol. Il Belpasso tenta nel finale la via del pareggio, ma anche la punizione di Bonaccorsi si spegne sull'esterno della rete. Infine al minuto 83 si accendono improvvisamente gli animi in campo e a farne le spese sono alla fine Milanese per la Promende, Giuffrida e Racca per il Belpasso, con le squadre che chiudono in 10 contro 8. La Promende sale in classifica, quota 12 punti, mentre il Belpasso, che riassapora dopo 2 mesi e mezzo l'amaro gusto della sconfitta, rimane fermo a quota 20. E concludiamo il tabellino del campionato di promozione con i risultati di domenica per quanto riguarda il girone D. FCM 2011 Mister Bianco che cade in casa 3-1 con lo Scicli. Procalcio batte Vittoria 1-0. Giminica Scordia batte Mister Bianco 3-1. Atletico Catania Città di Caricattini 0-0. Frigentini Città di Avola 2020 1-1. SC Gela batte Megara 1908 5-1. In classifica conferma in testa per l'SC Gela, al primo posto con 26 punti. FCM 2011 Mister Bianco 22, Atletico Catania 1994 20 punti. Scicli e Vittoria con 17, Giminica Scordia con 14, 13 punti per il Città di Canicattini. Con 10 punti Priolo Gargallo e Città di Avola, 9 Frigentini e Mister Bianco Calcio, 8 punti Pro Ragusa. Vizzini Calcio 7 punti, Megara 1908 4 punti. Ci siamo distratti un po' quando abbiamo segnato e subito abbiamo subito questo gol. Ci stava forse fuori gioco, però siamo stati noi disattenti, ma ci siamo ripresi alla grande subito il secondo tempo. Al di là dei primi 11, nessuno è un banchinaro e nessuno è titolare. Abbiamo un'ampia rosa e siamo tutti a disposizione del mister. Diciamo, non era semplice perché comunque sei chiamato per forza a fare bene, perché non puoi sbagliare, così ti puoi allontanare un po' dalle altre, no? Però noi siamo sempre concentrati a fare il nostro, a vincere tutte le partite domenica dopo domenica. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo un buon gioco, esprimiamo un buon gioco, abbiamo un buon centrocampo. Facciamo tutto quello che proviamo in settimana, ascoltiamo il mister dove magari lui ci indica le giocate e poi ognuno di noi ha qualcosa in più e si vede.
oggi ha vinto lo sport, io innanzitutto devo ringraziare tutta la dirigenza del Vittoria e il Vittoria Calcio, perché comunque oggi è stata una bella partita, quei pochi che hanno assistito alla partita di oggi lo possono confermare. Vinciamo 1-0, sono arrivati fortunatamente i primi 3 punti e speriamo che questi possano essere sicuramente un buon auspicio per poter far bene nel proseguo del nostro campionato. Giada Immobiliare, azienda leader nel settore dell'immobiliare per quanto riguarda la vendita e la compravendita, vi dà appuntamento ogni mercoledì alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734 Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
È proprio vero, con l'arrivo del Natale bisogna fare tanti regali sotto l'albero. E allora noi di Penalty vi consigliamo un amaro molto particolare, un vero amaro siciliano, Sciuramara. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Questa è la versione on demand che potete seguire sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e anche sul canale social Facebook. Dopo la parentesi dedicata ai 4 gironi del campionato di promozione, è la volta adesso del rullo con i risultati, le classifiche e le immagini dei 6 gironi del campionato di prima categoria.
La formazione di Miceli, che ha dovuto giocare per buona parte del match in 9 uomini per le espulsioni di Bonaffini e Chillari, ha cercato fino alla fine di ottenere l'intera posta in palio, sfiorando l'impresa nel finale. Oltre la doppia inferiorità numerica, i locali hanno dovuto fare i conti, soprattutto nel primo tempo, con un super Taranto decisivo sulla zuccata di Cannuni. Una gara che per il Monforte si mette in salita al minuto 40, quando Felice Puglisi, con una conclusione a giro, batte Trimarchi, portando in vantaggio i suoi e siglando così il suo quarto sigillo in campionato. Ma i padroni di casa trovano subito il pareggio dagli 11 metri grazie a Battaglia, che supera Taranto ristabilendo la parità e siglando il suo quarto centro in campionato. Nella ripresa poi, dopo la seconda espulsione combinata dall'arbitro a Chillari per doppia ammonizione, i ragazzi di Miceli riescono a rimanere in controllo della partita, accarezzando addirittura la conquista dei 3 punti con le conclusioni di Lisa, Gazzara e Midili, che si perdono tutte a fil di palo. Nel finale locali che reclamano anche un calcio di rigore su Cannistra, ma il direttore di gara lascia giocare. Il Monforte si porta a quota 14 punti in classifica, a meno 3 dal Lipari quinto e a meno 11 dalla Vetta. Una vittoria importantissima per i gialloblu di Salvo e Pirri, che partono forte e in 7 minuti chiudono la pratica rodiese, sbloccando la gara dopo 2 giri di lancette con Filippo Bucca, che di testa gira alle spalle del portiere la rimessa laterale di Amico, spianando i suoi la strada verso la vittoria. E poi 5 minuti più tardi, da azione d'angolo, Bonina anticipa tutti, mettendo in rete il raddoppio per i suoi e che gli vale come primo sigillo in campionato. Il Rodi Milici prova a rispondere sul calcio piazzato, ma Paratore respinge senza troppi affanni e sul ribaltamento di fronte Crisafulli sciupa da posizione vantaggiosa la palla del possibile tris. Al 20° gli ospiti vanno in rete con Puglisi, ma la signora Di Mauro annulla per fuorigioco dello stesso numero 7 rossoblù. E sempre Puglisi 2 minuti dopo, da posizione centrale, non trova lo specchio della porta. Bersaglio, che dalla parte opposta non c'entra nemmeno l'Orsa, con Materia che da pochi passi calcia addosso a Fazio. Nel finale di frazione però torna a spingere il Rodi Milici, che prima con Giovanni Aliberti e poi con Puglisi sprecano malamente da posizione favorevoli l'occasione di riaprire la partita. Risultato che per il rossoblù non cambia nemmeno nella ripresa, quando prima il calcio piazzato di Calabrò termina di poco alto e poco dopo la conclusione di Puglisi finisce sopra la traversa. L'Orsa non sta comunque a guardare con Bonarigo, la potrebbe chiudere del tutto, ma il suo tentativo ravvicinato si perde di poco al lato. Poi al minuto 80 si accendono gli animi in campo e a farne le spese sono Puglisi per il Rodi Milici e il portiere Paratore dell'Orsa, espulsi dal fischietto acese con le 2 squadre ridotte in 10 contro 10. Con questo successo l'Orsa Promosport sale in classifica a quota 13 punti e si porta a meno 2 proprio dal Rodi Milici, che rimane invece fermo a 15 e incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato. L'attesa sfida del campionato di prima categoria tra lo Stefano Catania, secondo in classifica, e la capolista Aquila Bafia si chiude a reti bianche, ma le emozioni di certo non sono mancate. Un match che lo Stefano Catania approccia bene, dopo un minuto troverebbe anche la rete del vantaggio con De Pasquale, che mette in rete la respinta di Foti sul tiro di Lamacchia, ma il signor Milone annulla per fuorigioco dello stesso De Pasquale. 60 secondi dopo sono ancora i locali a rendersi minacciosi con Sottile, la cui conclusione, sporcata da Pergolizzi, si stampa sulla parte alta della traversa. Padroni di casa che poi hanno da ridire sulle decisioni del fischietto barcellonese, che per 2 volte ferma prima la macchia lanciato verso la porta da Ayoub e poi Sottile servito dalla macchia, entrambi per fuorigioco, con lo stesso direttore di gara che poi prova a dare spiegazioni al tecnico di casa Nino Torre. L'Aquila non sta comunque a guardare al 15° solo la decisiva deviazione del portiere Torre, che manda sul palo, nega alla gran botta di Paolo Mastroieni la gioia del gol. Vantaggio che per i
biancorossi non si concretizza nemmeno 4 minuti dopo, quando Rotella, da posizione vantaggiosa, non c'entra lo specchio della porta. Al 21esimo altro squillo dello Stefano Catania, con la punizione di De Pasquale controllata dall'attento Foti. Poi però gli ospiti iniziano a spingere a più riprese, la potrebbero sbloccare, ma prima Pugliafito al volo col sinistro manda alto sulla traversa l'invito di Simone Mastroieni. Poi né Rotella né Pugliafito riescono a deviare in rete il cross dalla destra di Calderone, quindi lo stesso Calderone direttamente su calcio piazzato costringe Torre agli straordinari, e infine Pugliafito da posizione favorevole centra il palo alla destra del portiere. Nella ripresa squadre più stanche anche per un terreno di gioco allentato dalla pioggia, e con lo Stefano Catania che ci prova con il solito piazzato di De Pasquale facilmente bloccato da Foti. Dall'altra parte l'Aquila Bafia tenta comunque di portare a casa la vittoria, rispondendo con qualche iniziativa di Simone Mastroieni, Rotella e Durante, che però non sortiscono l'effetto sperato. Con questo pareggio l'Aquila Bafia scivola al secondo posto con 23 punti, mentre lo Stefano Catania si porta a quota 21 e scende in terza posizione. Al Pietro Gangemi di Torregrotta in scena la 10ª giornata del campionato di prima categoria siciliana per il girone D rossoblu, in piena crisi di risultati, con appena una vittoria trovata sin qui, che ospitano la nuova rinascita che ha strapazzato nell'ultimo turno per 8-0 la Folgore Milazzo. Dirige l'incontro il signor Beltempo della sezione di Palermo, consueto completo rossoblu a strisce verticali per il Torregrotta, maglia bianco-nera per la compagine ospite. Grazie alle immagini a cura di Giuseppe Boncordo passiamo a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre dopo 10 minuti di lancette con la prima occasione di marca locale. Qui Isgro prova a sfruttare il rinvio errato da parte di Giutteri, carica il mancino masticato e centrale, facile preda dell'estremo difensore ospite. Al 22esimo duettano la spada e Maviglia sul versante mancino, il cross dentro per Errante che stoppa e si gira la sua traiettoria. È interessante, non abbastanza da sorprendere Giuttari. 28esimo ci prova allora il più giovane in campo, Caselli dalla distanza, destro che però sorvola la trasversale. Poco dopo la mezz'ora si vede anche la nuova rinascita che sfrutta questo schema da calcio piazzato, liberando Olivo a sinistra. Merlino però è più lesto di tutti e anticipa l'avversario. 5 minuti più tardi è lo stesso difensore centrale Mister Borelli ad avviare l'azione, non si capiscono Giuttari e Spinella, arriva Lopresti atterrato, lascia proseguire il signor Beltempo. Forse c'erano gli estremi per una massima punizione. Prima del duplice fischio però ancora un'occasione, questa volta di marca ospite con la palla al centro per Jaite, ci prova in torsione, Maceri risponde coi guantoni. Duplice fischio del direttore di gara e squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Un buon Torregrotta sin qui è nel a capitalizzare la mole di gioco prodotta, ci prova però al 48esimo nuova rinascita con lo strappo di Jaite in mezzo al campo che serve, accetta, azione manovrata che libera Olivo al destro. Maceri attento sul suo palo, alza bandiera bianca la retroguardia torrese, rimasta in 10 uomini per allontanamento temporaneo di Arizzi. Svetta allora Spinella, buca Maceri, vantaggio della nuova rinascita. Pecca in questi dettagli la compagine torrese, che rischia di restare anche quest'oggi con un pugno di mosche in mano, non dando seguito al buon primo tempo. Prova a reagire ma non vi riesce ancora Maceri a tenere in vita i suoi con questa bella parata. Prova a correre ai ripari Mister Borelli che getta in la mischia Paone in luogo di Previti, ma al 65esimo arriva la mazzata dalla nuova rinascita con Accetta sulla sinistra che fa quello che vuole, mette dentro Maceri, smanaccia come può sui piedi di Siracusano che fa 0-2 per la nuova rinascita Patti. Continua il periodo nero da parte del Torregrotta che prova nel finale a gettare la mischia insana in luogo di Marchese. Gulli per Merlino e la spada che prenderà il posto di Lopresti. Segue solo il triplice fischio del signor Beltempo di Palermo che sancisce la fine dei giochi. Nuova rinascita che porta a casa i 3 punti, salendo al quarto posto in classifica. Penultima piazza invece per il Torregrotta con appena 3 punti totalizzati fin qui. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
Piove e si sente l'esigenza per i rossoverdi di casa, qui in bianco e azzurro, di non scivolare ulteriormente nel pantano della bassa classifica. Esigenza forte a tal punto da costringere gli avversari a battere in ritirata dopo un minuto esatto. Catania poi non vede soluzione al suo fianco, cerca la sorpresa da 40 metri, palla di poco alta. Allo scadere si parte da Sferrazzo e si accelera dalle parti di Bellavista e Puglisi, azione tutta a sinistra, tutta liscia, ma il tiro è un solletico verso la porta del Villafranca. E vantaggio comunque minimo all'intervallo, tanto Città di Belpasso, ma un gol solo certamente non è un tranquillante. La ripresa inizia nel segno del Villafranca e serve il miglior genovese per fermare Pirrone sotto porta. Decisiva la deviazione in corner e dalla bandierina secondo palo Cardaci si divora il pareggio da 0 metri. Serve un passo diverso per non soccombere e a cercare di dare una sterzata ci pensa Cenzabella, di nuovo dopo il gol di apertura. Palla dalla lunga distanza, destro a staffilare su assist in mezzo al campo di Bellavista, palo sfiorato. Ci si affida anche alla fantasia dai piazzati di Catania, Micci c'è e blinda la porta, si rimane sull'1-0. Gli ospiti a questo punto scampano il doppio pericolo e a metà ripresa puniscono gli Atenei. Punizione poco dopo la mediana. Catania prova a metterci una pezza ma di testa finisce col servire l'esperto Parisi che sotto porta non perdona e fa 1-1. Per il Città di Belpasso è tutto da rifare come 15 giorni prima con il Riviera Nord. E allora nuovamente in avanti l'11 di Mimmo Ferruccio, cross di Baratta, colpo di testa da dimenticare di Consoli. Dall'altra parte Genovese ferma 2 volte gli avversari su calci da fermo, mentre sono i belpassesi a fare la partita e ricercare assiduamente il nuovo vantaggio almeno fino alla mezz'ora. Qui Catania va da Consoli che apre la tre quarti per poi innescare Toscano in mezzo all'area e in ritardo per la battuta Bellavista. Il pressing di Catania poi è efficace come il lavoro di sponda del neoentrato Borzì, Toscano invece è da dimenticare nell'esecuzione a rete. Ultimo quarto d'ora a tinte verdi, il Villafranca si rende pericoloso 2 volte con Trovato dalla distanza mentre il Città di Belpasso tenta in extremis di assicurarsi i primi 3 punti stagionali con una giocata firmata da un altro subentrato Chisari e poi Borzì e Blangiforti, il quale viene attaccato al limite dell'area fallosamente. Per l'arbitro Dolenti non è punizione e arriva qui il triplice fischio che al Nuccio Marino sancisce un 1 pari, che fa felice nel complesso e in ottica salvezza. Solo gli ospiti tirrenici, il Città di Belpasso rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria stagionale. L'Ambiente Stadium, 10ª giornata del campionato di prima categoria siciliana per il girone 1. Caggi che ha ritrovato il sorriso nella vittoria per 3-0 contro la Consavoca, rende visita alla Real Italia. Franco Zagami sconfitta nell'ultimo turno per 4-2 contro il Città di Lingua Glossa. Dirige l'incontro il signor Alessio Lazzara e la sezione di Barcellona. Pozzo di Gotto consueto 4-3 per la compagine caggitana di fronte a Montesanti, Costanzo Dallura, Donato e Vaccaro in mediana. Cantarella, Mannino e Cipolla, tridente composto da Elaimo, Lo Iacono e Riccina di fronte a una folta cornice di pubblico. Possiamo passare a raccontarvi il film di questa sfida grazie all'immagine a cura di Mirko Giacopello. Dopo 5 giri di lancette, la prima occasione di marca locale con Acquaviva che si disimpegna sull'auto mancino. La trivela per Bonfiglio sotto misura, sorvola la trasversale alla porta di Montesanti in risposta del Caggi all'11esimo. La rimessa laterale allontanata sui piedi di Costanzo. Bomber dell'ultima sfida, il suo tentativo chiama al riflesso di Pietro e che riflesso felino alla sua sinistra. Al 13esimo a passare in vantaggio ora alla Real Italia Franco Zagami con questa spettacolare azione corale tutta di prima intenzione, conclusa perfettamente dal tapin di Bonfiglio che vale l'1-0 e gli applausi dell'Ambiente Stadium per la compagine biancazzurra. Al 18esimo Cantarella serve per Riccino, stop aristocratico, serve la chiusura in presa bassa da parte di Di Pietro. 39esimo sarà costretto ad alzare bandiera bianca Cipolla al suo posto dentro Chirillo. Termina così la prima frazione di gioco, Real Italia Franco Zagami in vantaggio grazie alla rete di Bonfiglio. Passiamo con le nostre immagini al film della ripresa, il corner di Cantarella per il solito Riccina, arriva perfettamente con un terzo tempo cestistico che non trova il bersaglio grosso. 50esimo Cantarella per Lo Iacono, la deviazione di Brancato si trasforma in un assist per Chirillo che ancora una volta
trova la strada sbarrata dalla parata di Di Pietro, rimessa laterale dentro, alleggerita sui piedi di Vaccaro, va con l'esterno trovando solo l'esterno della rete. 3 minuti più tardi torna ad offendere a Realtà la Franco Zagami, Bonamonte per Trimarchi, si gira, chiama alla parata Montesanti, 56esimo, Riccina e Cantarella si trovano a memoria, gran palla del 7 per il 10, Nestirato non riesce a imprimere forza al suo tentativo, il lancio in profondità all'altro lato di Brancato per Acquaviva che anticipa Dall'Ura, si presenta in area di rigore, apre troppo il piattone fallendo il colpo del KO, quello del 2-0 dentro Cosentino e Franco per Alaimo e lo Iacono. Un minuto più tardi un contropiede fulmineo di Chirillo che duetta perfettamente con Cantarella, libera in campo aperto proprio Chirillo che va col destro, mancando il gol dell'1-1 dentro Pafumi in luogo di Vaccaro, e proprio il ne è entrato a farsi notare subito. Serve il pallone a Cantarella, dentro Cantarella ci prova prima col mancino, poi con il destro, il terzo tentativo è quello vincente e vale l'1-1 per il Caggi. Al 70esimo ha segnato Cantarella, ristabilita la parità nel punteggio dentro Cannata per Costanzo. All'81esimo ancora Pafumi fa il solco sul binario di competenza, palla dentro per Franco, la girata non è quella vincente, dall'altro lato a portarsi in vantaggio invece la Real Italia. Franco Zagami, Mannino spizza il pallone per Bonfiglio che salta Montesanti, fa doppietta personale e a 6 dal termine riporta in vantaggio la Real Italia Franco Zagami, ma il Caggi non muore mai sulla punizione di Cantarella. L'inserimento puntuale di un implacabile Riccina che suggella il risultato sul definitivo 2-2, segna sempre l'Ele Riccina all'Ambiente Stadium, esplode la gioia in casa Caggi che porta a casa un punto praticamente insperato. Segue solo infatti il triplice fischio del direttore di gara Lazzara. 2-2 tra Real Italia, Franco Zagami e Caggi, è stato spettacolo, né vinti né vincitori. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Finisce qui la puntata on demand di Penalty, che potete seguire ogni giovedì sul canale social Facebook e anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. La versione live invece vi dà appuntamento a mercoledì, come al solito alle ore 13, sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.